sportivi, amici di Sportissimi, appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano Villaurea e Mascalucia, gara valida per la 17ª giornata del girone H del campionato di Serie B di calcio a 5. Terzo impegno per loro con la maglia azzurra, ma intanto attenzione a D'Arrigo che batte Giglio, porta in vantaggio il Mascalucia. Una palla recuperata a centrocampo. Giglio gioca corto da Giannusa. Di Simone cerca Bonanno, lo trova, il lavoro di Bonanno ottimo su Freire, quella palla dentro, cassata, non riesce a correggere. Serie di trattenute con Scalavino, l'arbitro lascia giocare tutto e allora Cipolla, Abisso, poi l'anticipo da parte di Joao, il tiro di Joao, bravissimo a distendersi sul suo palo Giglio, calcio d'angolo. Cipolla, la Barbera, viene incontro a Bisso che riceve spalle alla porta, poi si gira, va col sinistro Bisso, la respinta di Danek, calcio d'angolo Villaurea. La rimessa di Cavallaro indietro su Marletta, anche lui tornato in campo, Marletta sinistro, Giglio in qualche modo, la palla arriva a Longo con la carambola vincente per il capitano del Mascalucia, che in maniera anche un po' fortuita volendo trova la rete del 2-0. Per fischio Giannusa verso la porta, Danek riesce a respingere, poi tiro di Simone respinto da Joao. Intanto Joao, Tamurella, la palla ancora, Tamurella il 3-0, grande azione qui del Mascalucia, segna Luca Tamurella e la rete che vale il 3-0. Villaurea che torna in possesso del pallone, è tornato a Bisso proprio prima del time out al posto di Orlando, qui palla persa da Giannusa, Licandri si allarga e calcia, vola Giglio, palla in fallo laterale, anzi in calcio d'angolo, non si affida a Giglio, decide di circonnavigare gli avversari, palla per Abisso, ora Giannusa va a puntare D'Arrigo, Giannusa a destro con deviazione, respinge Danek, ma ancora Giannusa è più lesto, lo ferma D'Arrigo in maniera regolare, non è regolare invece l'entrata di Bepi Abisso. A un secondo dalla fine del primo tempo vedremo cosa riuscirà a combinare il Villaurea. Scalavino dentro, Danek la smanaccia fuori per l'ultima occasione del primo tempo, 3-0. Che scodella per la conclusione di Marletta, fuori, non di molto, sicuramente non un buon bagaglio per la squadra di Antonio Gallo. Giannusa, Bonanno, guarda la porta, incrocia col destro, palla fuori, non arriva in tempo neanche Giannusa, occasione per Gabriele Bonanno. Risata ironica di Salvo Cassata che contestava l'operato difensivo. Intanto recupera palla il Mascalucia che trova il gol con Marletta, approfittando del lavoro spalle alla porta da parte di Longo, e allora diventano 4 le marcature della squadra ospite. Scalavino punta, poi palla per Di Simone in area, Di Simone cerca di liberarsi, calcia, palla alta, la palla lunga per Scuderi che arriva, Scuderi dentro, Licandri se lo divora a porta vuota, ha calciato con eccessiva sufficienza, Cipolla porta sulla palla, la Barbera libera lo spazio, Cipolla, la Barbera si porta comunque sul destro, smanaccia Danek e poi palla che termina in fallo laterale, opportunità per Thomas La Barbera. Longo, Joao al tiro, respinge Giglio, poi ancora Joao che ha la meglio su Orlando, la palla rimane lì per il tiro fuori da parte di Longo. Giannusa a puntare Cavallaro, stenzata, scarico per Cassata, poi Pecoraro, il destro di Pecoraro, deviazione di Cavallaro sulla traversa e qui si salva il Mascalucia che quantomeno nega, almeno per il momento, il gol agli avversari. Dall'altra parte occasione sprecata da Joao, finisce 4-0 con la squadra di coach Incatasciato che
continua la sua corsa nelle zone alte, anzi altissime, della classifica. Scivolone inatteso, forse un po' pesante sul piano del punteggio per la squadra di Antonio Gallo, che ha provato a tenere botta, ma Capitan Longo e compagni si sono dimostrati semplicemente più forti. Ne approfittiamo anche per fare le conclusioni finali di questo incontro, che termino, ricordo, con il punteggio di 4-0.